16ª giornata di Serie 1 femminile Tech Find, derby veneto tra l'Umana Reyer Venezia, campione Italia in carica, e la Lama San Martino di Lupari. Schio che invece in Eurolega prosegue e dunque difenderà i colori italiani, tra parentesi che è stato vinto da Mersin, che ha perso l'ultima partita proprio Matilde Villa. Vinto a rimbalzo sul tiro della propria lunga, ma si è già sull'altro lato. Gran giocata di Reli Dali dopo 3 minuti e mezzo, ancora sul 2-2 con Lorella Kubai, e Mazzon scuote la testa in mani panchina. sui fianchi. Sì, questa è una tripla decisamente più per la Lama. Altro attacco per l'Umana Reyer con Fassina, va in angolo da Bercani, che questa volta ha il tempo di caricare. Robinson, il pallone per l'accelerazione, l'appoggio al tabellone di Cvjanovic, buona la circolazione. Smalls si alza da 3 punti, mette anche lei la tripla. Molto più difficile poi difendere il pitturato mentre c'è un Santucci doppio e Villa, cambio. e Santucci e Villa pronta a entrare, mentre Robinson con con Lorella Kubai che colpisce involontariamente. Stava Simon che fa saltare Fassina, altro recupero e corsa in contropiede per Kamaya Smalls, l'appoggio al tabellone. Tucci che dà dunque il 16-9 all'Umana Reyer, ma trova subito un canestro in là, poi lo scarico con la stoppata, ma la palla recuperata da Bicol, che poi trova l'assist. Tra l'altro in vantaggio nei rimbalzi San Martino ne aveva 11 contro i 7. Ancora Nicolò di vicino al recupero, la palla che schizza però nelle mani di Guarise, che sbaglia da 3 punti. Robinson, bel taglia fuori, e primi 2 punti del quarto. Altro recupero dell'Umana Reyer, la transizione di Kamaya Smalls persa dalla difesa, spara da 3. Qui un errore della difesa di San Martino e l'attacco invece che si affida alla tripla in risposta. È ancora Del Pero che si trova contro Cuyer, ultimi secondi per l'azione di tiro. Ecco, che dire, a gestire l'attacco Guarise. Robinson, persa dalla difesa per le palle buttate in attacco o recuperate dalla difesa dell'Umana Reyer, mentre leggera scavigliata per la numero 19. Qui ci stava anche il fischio contro Lorella Kubai. Del Pero che prova ad attaccare Cuyer, scarico per un'altra tripla di Simon che permette a Dali, Smalls, che permette a Dali di recuperare il rimbalzo, che va a spalle a canestro, giro di valzer, tiro morbido e a segno. Martina Fassina prova a penetrare in area, bel movimento, bel sottomano. Altro errore per San Martino, altro contropiede per l'Umana Reyer. Il tentativo da 3 punti di Martina Fassina. Non ha costruito molto l'Umana Reyer fino a questo momento. Kamaya Smalls, step back e tripla a segno. Cuyer, aperta in angolo la tripla di Lisa Bercani. Vediamo se Cvjanovic, no, c'è Robinson che però sbaglia dopo aver preso il rimbalzo offensivo. Alla fine arrivano i primi 2 punti in 24 minuti. Guardate il no look di Bercani, ecco. Arriva la Lama San Martino che va ancora a cercare, e c'è il sottomano di Simon ancora sul perimetro. Da lì l'assist, bella la presa di posizione, ma è in linea con il metro arbitrale. Da lì ha spazio, spara da 3, mette la tripla. Evidentemente da dirle sono entrati, come abbiamo visto in precedenza, Santucci e Villa, ed è proprio Matilde Villa. Canestro oro granata, il pallone che va dentro a Dragana Stankovic, l'appoggio al tabellone, bel movimento, la palla sul perimetro per Del Pero, scarico per Dali che prova il rovesciato e trova il canestro. Poi Del Pero che pensa alla tripla, poi si avvicina all'area, nuovamente la riapertura con la tripla a segno. Prova adesso ad attaccare con Dragana Stankovic, il tiro è cortissimo, Stankovic segue, recupera il pallone, alla fine cambio difensivo, c'è Bicol su Santucci che batte la lunga avversaria, riesce a partire in accelerazione, poi lo scarico, no look, grande giocata, sbagliare un po' di foga adesso sul parquet, va via Simon, sotto mano e primi 2 punti. Brava ancora Simon ad attaccare, ma brava anche Fassina a contenere l'appoggio al tabellone, sempre in linea con il resto della partita al metro arbitrale. Kubai, possiamo dire siamo quasi al garbage time e potrebbe arriva, diciamo sì. Santucci Smalls è stata quasi perfetta. Guarise, ottima invece quella di Kubai che fa una sorta di cost to cost, poi appoggia l'assist. C'è comunque la palla persa per San Martino. Miccoli, lei c'è a referto, sta per lo scadere dei secondi, riesce a far carambolare il pallone contro un avversario e poi mette la tripla. Questo è il punteggio con cui si chiude la partita della 16ª giornata in Serie 1, il derby del Taliercio tra l'Umana Reyer Venezia e la Alama San Martino di Lupari.